Il naufragio di Crotone, il cui bilancio di ora in ora tende ad aggravarsi, cresce il numero dei cadaveri ritrovati in mare, cresce il numero delle persone disperse. Questo naufragio non può essere definito una tragica fatalità. È una strage, l'ennesima strage annunciata nel nostro mare Mediterraneo. Usa parole molto pesanti il veneziano Beppe Caccia, coordinatore della nave Mare Ionio della missione mediterranea Saving Humas, parlando della tragedia che si è consumata a Crotone. Rileva l'impossibilità per i migranti di mettere al sicuro la propria vita attraverso canali legali. In questi anni l'arrivo di donne e uomini dal mare è sempre stato trattato più come un problema di ordine pubblico, di sicurezza, di legalità, che non come la necessità di tutelare la vita. Contestate da Caccia anche le modalità con cui sono stati allertati i soccorsi. Nella notte che ha preceduto il naufragio sono state attivate, inviate sul posto solo le motovedette della Guardia di Finanza e non è stato invece attivato il dispositivo di soccorso in mare della Guardia Costiera. Le responsabilità sono molte, quelle specifiche ci auguriamo siano presto accertate dalla magistratura, ma ci sono delle responsabilità più grandi che chiamano in causa la politica e le politiche migratorie di questi anni, e sono proprio queste che, se vogliamo davvero onorare la memoria di chi ha perso la vita nel nostro mare, devono radicalmente cambiare.